al mercato di Treviso, cittadini rispettosi dell'obbligo di mascherina, ambulanti meno, ed il sindaco Conte annuncia una lettera formale di richiamo. Oltre 900 nuovi contagi e 9 decessi nelle ultime ore nella Marca, che resta maglia nera in Veneto e seconda in Italia per incidenza di positivi. L'ULSS vieta ai dipendenti brindisi e sconsiglia le cene aziendali. Stamane il Vax Day ad accesso libero nel paese del sindaco medico, radiato dall'ordine per le sue posizioni sul vaccino. Boom di accessi e immunizzazioni. Benazzi, chiaro segnale dei cittadini. Tragedia nell'officina, la comunità di Resana sconvolta per Giuseppe Taccin. La mostra dei presepi che aveva contribuito a realizzare verrà aperta domani per rendergli omaggio, ma senza cerimonia inaugurale. Lunedì alle 15 nel Duomo di Pieve di Soligo i funerali di Bruno Bellè, storico proprietario del ristorante La Colomba, scomparso ieri. Dalle 8 di stamane aperte le urne per le elezioni provinciali, a votare solo gli amministratori, candidato unico Stefano Marcon, 4 le liste in campo. Taglio del nastro del nuovo campus scolastico del Monastier, gli studenti potranno usufruire di una nuova scuola media ricca di tecnologia e formazione per il loro futuro. Volley, le Pantere dell'Imoco raggiungono la finale del mondiale per club, titolo che hanno già conquistato nel 2019. Domani il lato finale alla ricerca di un'altra vittoria da record. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Primo giorno di zona gialla anche a Treviso, al mercato cittadino. Gli utenti sono stati rispettosi dell'obbligo di mascherina, un po' meno invece gli ambulanti, ed il sindaco annuncia una lettera formale di richiamo. Mercato settimanale nel sabato prima di Natale e soprattutto nel primo giorno di zona gialla in Veneto, che impone l'uso della mascherina anche all'aperto. Piazza del Grano e piazzale Burchiellati affollati, in alcuni snodi vera e propria calca. Non è da oggi che molti dei frequentatori del mercato hanno ripreso a usare abitualmente la mascherina. Quando ho incominciato a risalire, allora ho adottato anch'io senza che me lo dicessero la mascherina. Senta, poi in contesti come questo? Ecco appunto, ci vengo raramente proprio perché ne ho tanti e vorrei godermeli gli ultimi. Io la porto sempre lo stesso, guardi, quindi per me va benissimo, anzi bisogna. C'è anche tanta gente stamattina. Esatto, bisogna portarla sempre purtroppo. Se riusciamo ad andarne fuori da questo momento, ok. Soprattutto qui al mercato, penso, ovviamente, no? È questione di responsabilità. Da una parte i cittadini, i clienti, dall'altra i commercianti. Per voi è fondamentale rimanere aperti in attività? Senz'altro, perché come tutti si sa, le tasse alla fine arrivano sempre da pagare e si spera che la gente venga nel nostro commercio piccolo ed è tutto da promuovere. Per un ambulante consapevole del rischio sia sanitario che economico e quindi ligio al nuovo obbligo, più di qualcuno dietro la bancarella la mascherina l'ha tenuta o sotto il naso o sotto il mento. Circostanza questa che non è passata inosservata né alla polizia locale, impegnata in controlli anche sulle mura, che già l'anno scorso aveva sanzionato alcuni commercianti, né al sindaco Mario Conte. Dispiace vedere che i cittadini rispettano le regole, invece qualche ambulante del mercato si è dimenticato della regola della mascherina, e quindi sarà nostra cura richiamarli domani con una lettera, perché il rispetto delle regole deve essere da parte di tutti. È un periodo delicato, stiamo facendo dei sacrifici per consentir loro di lavorare e quindi loro devono essere i primi a rispettare le regole, e quindi domani arriverà un richiamo ufficiale dove semplicemente chiederemo a tutti di proteggersi. Oltre 4.000 contagi e 26 decessi in Veneto nelle ultime 24 ore. La Marca trevigiana anche oggi maglia nera con record di positivi, e l'ULSS 2 vieta ai propri dipendenti brindisi e sconsiglia le cene aziendali. 993 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Anche oggi Treviso maglia nera in Veneto e seconda in Italia dopo Trieste per diffusione del virus. Cresce la preoccupazione, con l'azienda sanitaria sotto pressione e costretta a riorganizzare i servizi ospedalieri a partire da Montebelluna, ospedale di riferimento dell'area dell'Asolano, nella quale è più alto il numero di non vaccinati e dove si registra l'incidenza maggiore di contagi. Abbiamo accorpato a Montebelluna proprio
esempio oggi insieme la chirurgia, l'ORL, cioè tutte le chirurgie in un unico blocco da 30 posti letto, per aprire 20 posti letto, perché in quell'area abbiamo una pressione molto importante. Vittorio Veneto di fatto si diventerà completamente Covid e lo Torino lo porteremo a fare interventi a Conegliano. Oltre al focolaio legato al viaggio d'Assisi dei presepisti di Parè, non vi sono altri cluster, ma tantissimi contagi ormai diffusi nella popolazione. Le positività si stanno spalmando su tutto il territorio, sono legate ancora, continuo a dire, alle scuole purtroppo, che sono un po' il vettore importante, ma dopo anche piccoli microfocolai aziendali. E proprio per arginare il rischio di contagio tra i propri dipendenti, l'USL 2 ha vietato momenti di convivialità intralavorativi come brindisi o aperture di panettoni tra colleghi, ed ha sconsigliato anche quelli extralavorativi come le cene aziendali. La circolare interna è stata diffusa su una chat Novax di Telegram con numerosi commenti negativi. Lo so che può essere criticata, però lei deve pensare che se i nostri operatori hanno un contagio e vanno in quarantena, si ammalano, chiaramente non possono curare gli altri, quindi è ovviamente un'esigenza che abbiamo portato avanti perché è come dire un atto di servizio verso gli altri. Raccomandazione a prestare attenzione anche in pranzi e cene familiari frequenti nel periodo delle feste. Nel momento in cui facciamo anche cene di Natale tra i nostri congiunti, con i nostri congiunti, l'importante è se non stiamo mangiando tenere la mascherina o comunque aprire le stanze arieggiando per un'ora, ogni ora e mezza, in modo tale da evitare appunto che ci sia la propagazione, se c'è, del virus all'interno dell'ambiente chiuso. Particolare attenzione soprattutto se nello stesso contesto ci sono bambini ed anziani. Se sono sopra i 6 anni, utilizzare la mascherina comunque e fare possibilmente un tampone. Sarebbe opportuno riuscire a fare un tampone anche di gli autotamponi che si trovano in farmacia, in modo tale da mettere in sicurezza la persona anziana. Ed oggi Vax Day ad accesso libero a Santa Lucia di Piave, comune guidato dal sindaco medico diventato leader dei Novax Riccardo Zumski, ed inaspettatamente c'è stata una grandissima affluenza al Vax Point allestito dall'ULS 2 al centro sociale, oltre 500 le dosi somministrate, una cinquantina le prime dosi, il resto terze dosi. 88, 89, 289. I numeri qui abbiamo dati tutti, quelli disponibili, però tra circa un'oretta e mezza, se hanno altre disponibilità, li aggiungiamo. Però 300 numeri li abbiamo dati. Ma vi aspettavate una presenza così massiccia? Dirti la verità, c'era un punto di domanda. Però siamo contenti, dai, vuol dire che la gente è contenta e partecipa. Signori, per cortesia state un po' indietro, così lasciamo lo spazio a quelli che devono entrare. State indietro. 291! Entrate tutti. 292! Cosa risponde a quelli che dicono che è il paese dei Novax? Cosa vuole che le dica? Ognuno la pensa come vuole, però è giusto vaccinarsi, altrimenti loro si sentono, vogliono la loro libertà, noi vogliamo la nostra libertà e questa è la nostra libertà, non la sua. Vedo che lei ha messo addirittura la doppia mascherina. Certo, sempre. Si aspettava di dover fare la fila per vaccinarsi qua oggi? No, perché le due prime volte no, però facciamo. Ci speravo che ci fosse tanta gente, per cui va bene così, insomma, dai. Senta, ma dicono che Santa Lucia è questo paese un po' particolare, per cui il sindaco non è d'accordo, però voi insomma siete in tantissimi e siete venuti qui a vaccinare. Ma insomma, ognuno fa le sue scelte, io spero che la gente usi anche la testa e non la propaganda e che si informi magari da fonti che non siano solo quelle del sindaco. Perciò io confidavo ci fosse coda, anzi spero che ne venga ancora di più. Qua sono molti schierati con il dottor Zumski, ma sono convinti, sono testardi, parlando assieme non si riesce a ragionare. Successo quindi, l'avete visto, nella giornata vaccinale organizzata oggi a Santa Lucia di Piave, nel comune del sindaco medico che non si vaccina e che nel prossimo servizio, lo sentiamo, ha voluto puntualizzare di non avere avuto l'intenzione di boicottare l'iniziativa. Non sono qui uno di quelli che dice alla gente di non vaccinarsi, sia ben chiaro. Puntualizza così la sua posizione come sindaco e come medico di Santa Lucia di Piave Riccardo Zumski, che rigetta pesantemente le accuse di aver tentato di boicottare la giornata vaccinale nel suo comune. È un falso, clamorosamente un falso. Era pubblicizzata sul sito del comune e sul
tabellone municipale, sulla pagina Facebook dell'amministrazione. Credo che abbiamo fatto tutto e difatti c'è tanta partecipazione. Perché ribadisce il sindaco medico, il principio è di scelta personale. Come sapete la mia posizione personale, io non mi faccio questo vaccino di cui non mi fido per vari motivi, poi io aggiungo, in alcuni casi di pazienti miei che non potevano muoversi sono andato a vaccinarmeli, ma con piena consapevolezza. Motivo per il quale oggi non ha raccolto l'invito del direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi. Mi dispiace perché credo che come medico, non certo come primo cittadino, noi gli abbiamo chiesto di essere presente con i suoi colleghi e poteva essere anche, come dire, un atto di generosità nei confronti della popolazione. Io anche oggi ho una valanga di telefonate, io faccio il medico che cura. Io devo curare, vaccinare è compito di un altro. Io credo di aver fatto sempre dei discorsi di buonsenso alla mia comunità, cercando di tranquillizzarla che avremo superato il problema. Io l'ho sempre curata, io sono andato a visitare chiunque stesse male, mio paziente e non mio paziente. Per questo da medico ma anche da politico l'appello verso cittadini ma anche e forse soprattutto le istituzioni. Bisogna smetterla di mettersi uno contro l'altro, cioè bisogna informarsi, fare delle scelte consapevoli, la scelta migliore che ognuno ritiene di fare, senza che se uno fa un'altra scelta lo si criminalizzi. Siamo tutti sulla stessa barca, c'è chi cura subito, chi cura dopo, dobbiamo ognuno mettere il meglio e allora il risultato sarà migliore. Torniamo a parlare del dramma che si è consumato ieri sera a Resana. L'intera comunità è in lutto e si stringe alla famiglia Taccin per l'improvvisa scomparsa di Giuseppe, morto ieri sera nella sua officina mentre lavorava al tornio. Abbiamo perso una persona veramente, un grande volontario per il nostro paese, una persona veramente disponibile, una persona che lo conoscevo bene, gran lavoratore, quando c'era da fare qualcosa anche nel sociale, nel paese, lui c'era sempre. Resana in lutto dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita ieri sera a Giuseppe Taccin, 65 anni, morto mentre lavorava nella sua officina di tornitura meccanica nella frazione di San Marco. Saranno ora gli accertamenti affidati ai tecnici dello Spisal e ai carabinieri di Castelfranco ad accertare l'esatta dinamica della tragedia. Dai primi accertamenti pare che Taccin sia rimasto impigliato con un indumento nel tornio, finendo schiacciato nel macchinario. Artigiano esperto, Taccin era molto conosciuto in paese, soprattutto per il suo grande impegno nel volontariato. Anima del gruppo culturale San Marco, attivo in parrocchia, nella Sagra, nell'Avis, era anche medaglia d'oro dell'Associazione dei donatori di sangue. Giuseppe era una grandissima persona perché era sempre disponibile per tutti, a lavorare, ad essere presente sulle iniziative che facevamo come gruppi, come associazioni per il suo paese. Purtroppo questa è una grandissima perdita. Nelle ultime settimane aveva collaborato all'allestimento della storica mostra dei presepi. L'esposizione domani aprirà, lui avrebbe voluto così, dice il sindaco, ma non ci sarà la prevista cerimonia e questa sera il concerto di Natale inizierà con un minuto di raccoglimento ed una preghiera per ricordare Giuseppe Taccin. In attesa di sapere quando verranno celebrati i funerali, l'intera comunità si stringe alla moglie e ai due figli. Condoglianze veramente ai figli, a Paolo, a Riccardo, alla moglie Laura, veramente dispiace molto, un duro colpo per la nostra comunità. E si terranno lunedì alle 15 in Duomo a Pieve di Soligo i funerali di Bruno Bellè, storico proprietario del ristorante alla Colomba, scomparso ieri all'età di 84 anni a seguito di una caduta accidentale che gli aveva provocato una commozione cerebrale. Volto notissimo della ristorazione trevigiana, ha servito tra gli altri Monsignor Albino Luciani prima di salire al soglio pontificio, ma anche personalità del mondo della politica del calibro di Giulio Anderotti, Amintore Fanfani, fino ad arrivare al presidente del Veneto Luca Zaia. Particolarmente apprezzato dal poeta Andrea Zanzotto, il suo ristorante era meta di artisti, attori, cantanti fino all'anno scorso, quando anche a causa del Covid ha deciso di chiudere l'attività. Lunedì le esequie con il sindaco Stefano Soldanna che ha decretato il lutto cittadino. La politica, ora urne aperte fino alle 20 di oggi al Sant'Artemio per l'elezione del presidente della provincia ed il rinnovo del Consiglio provinciale. A votare, lo ricordiamo, sono i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni compresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni, non i cittadini. L'affluenza alle ore 17 era del 59,93%. Le urne, dicevamo, si chiuderanno alle 20 e lo spoglio inizierà subito dopo
dopo con la proclamazione degli eletti già in serata. Unico candidato alla carica di presidente l'uscente Stefano Marcon, primo cittadino di Castelfranco. 4 le liste per i candidati al Consiglio provinciale. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Monastier, dove è stato inaugurato oggi un polo scolastico a consumo energetico vicino allo zero, moderno e totalmente antisismico. Taglio del nastro del nuovo plesso scolastico di Monastier in via 25 aprile. Negli anni a venire gli studenti potranno usufruire di una nuova scuola media ricca di tecnologia e formazione per il loro futuro. L'amministrazione comunale ha voluto consegnare la nuova scuola a impatto ambientale quasi pari a zero ai ragazzi delle scuole medie, oggi rappresentati dal neoeletto Consiglio Comunale dei Ragazzi, proclamato in occasione dell'inaugurazione. Questo sarà uno spazio davvero pensato in un'ottica di futuro sostenibile e anche di transizione ecologica effettiva ancora prima del PNRR. L'intervento della nuova scuola media è iniziato nel 2018 ed ha avuto un costo complessivo di 2.380.000 euro, di cui 1.730.000 euro finanziati mediante conto termico GSE. Quindi non solo consumo zero, ma anche zero emissioni in atmosfera. Una vera azione di transizione ecologica effettiva ancora prima del PNRR. Gli interventi a Monastier non finiscono qui, visto che a breve partiranno altri 4 cantieri che verranno realizzati sempre grazie al contributo GSE. Facciamo l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico sia della scuola media attuale, sia della palestra, sia degli impianti sportivi di Via Olimpia, con il rifacimento degli spogliatoi del tennis e del calcio e in seguito anche le coperture delle tribune. Il nuovo plesso di 900 metri quadrati conterrà 6 nuove aule scolastiche. I lavori hanno interessato anche l'efficientamento energetico della parte già esistente, la scuola dell'infanzia e le elementari. È giusto investire nella preparazione dei nostri giovani che devono vivere in ambienti sicuri, in ambienti come quello che oggi inauguriamo, fortemente attrattivi dal punto della transizione ecologica, ambienti sani, ambienti che in qualche modo permettono veramente a una comunità come Monastier di crescere con una prospettiva degasperiana pensando al proprio domani. Poi questa scuola mi sembra particolarmente bella, tagliata bene, cioè è un moderno piacevole che non va a stridere con il passato, che dobbiamo sempre ricordarcelo. A coronare la giornata un concerto tenuto presso la ditta Texa, offerto dalla Fondazione Gli Angeli della Notte con il patrocinio del Comune. Alla fine del concerto sono state consegnate 3 borse di studio agli studenti. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso, viaggio dantesco tra Treviso e Oderzo, la mostra al Bailo e a Palazzo Foscolo con le opere dell'artista Alberto Martini. Una mostra diffusa dal Museo Bailo di Treviso che regala i primi scorci della nuova ala in restauro a Palazzo Foscolo a Oderzo nel segno del sommo poeta. Treviso viaggio dantesco nel nome dell'artista opitergino Alberto Martini, le cui opere sono messe a confronto al Bailo con miniature antiche e moderni manga. Troviamo le incisioni meravigliose di Alberto Martini, che pensate che su Dante ha creato più di 330 tavole illustrando la Divina Commedia in una maniera straordinaria, molto rock e anche molto attuale, e che racconta anche tutti i luoghi danteschi, perché si parla sempre di Treviso come città dantesca, ma attraverso questa mostra riuscirete a vedere anche dove Dante ha passato e che tracce ha passato. Il taglio del nastro al Bailo in mattinata, nel pomeriggio l'inaugurazione dell'ultima sezione proprio a Oderzo, dove è ospitata la Pinacoteca Alberto Martini. Ringraziamo l'idea e l'attuazione di questa sinergia, perché se ne parla, però è molto difficile metterla in pratica, e in questo caso appunto questo è un esempio di reale concretizzazione, che per noi è importantissima, perché facciamo sempre molta fatica a far conoscere l'enorme patrimonio pitergino, sia quello archeologico che quello invece museale, diciamo, di pittura. L'opportunità che il Comune di Treviso ha offerto a Fondazione Oderzo Cultura nella organizzare questa mostra, questo percorso dantesco suddiviso in 2 sedi, credo che sia veramente l'inizio di una valorizzazione territoriale di un patrimonio comune.
E continuiamo con la pagina della cultura, perché a Castelfranco è stata presentata la 6ª edizione del Premio Giorgione. Il tempo per l'invio delle opere è fino al 31 gennaio 2022. Noi speriamo che gli autori partecipanti siano sempre di più di anno in anno, così come è sempre stato. L'ultimo anno hanno partecipato più di 200 scrittori. Al via a Castelfranco Veneto la 6ª edizione del Premio Letterario Giorgione, organizzato per scoprire e valorizzare le opere edite e inedite nell'ambito della produzione letteraria italiana. Le sezioni per questo premio letterario sono 3, ovvero la sezione libri di narrativa edita, quindi libri già pubblicati di narrativa generale, libri gialli, thriller e noir, che è una seconda sezione, e la terza sezione si rivolge a chi ancora scrittore non è o comunque ha un manoscritto nel cassetto, e quindi la sezione inediti. Per ogni sezione la giuria nominerà al massimo 10 finalisti entro il 15 marzo 2022 e la proclamazione dei vincitori si terrà al Teatro Accademico il 9 aprile 2022. I requisiti per i libri editi sono di spedire 10 copie, una copia per ogni membro della giuria all'indirizzo presente nel bando, mentre per gli inediti bisogna mandare il manoscritto inedito sia via mail che cartaceo. È importante, dopo un anno di pausa dovuto alla nota pandemia, riprendere anche riportando un valore letterario alla città di Castelfranco Veneto. L'auspicio è che sia partecipata, ma non ne ho dubbi. L'auspicio è che mettano in crisi la giuria nei vari settori che questo premio porterà avanti, e che quindi si facciano avanti tutti coloro che magari in tempo di pandemia hanno riscoperto il gusto della lettura e della scrittura, ne hanno l'occasione. Ed ora allo sport volley, l'inarrestabile Imoco Volley Conegliano stacca il biglietto per la finale del mondiale per club, battendo 3-1 le avversarie brasiliane del Minas Club. Da 2 anni di distanza dunque le Pantere di coach Santarelli andranno a difendere il titolo che conquistarono nel 2019. È stata una gara sofferta, con una partenza difficile per Paola Egonu e compagne, ma alla lunga il talento della squadra trevigiana è emerso, consentendo di accedere alla finale. Domani alle 16:30 l'Imoco si giocherà il titolo contro la Vafilbank Istanbul, la squadra alla quale una settimana fa ha tolto il record mondiale di vittorie consecutive. E al via il primo campionato italiano di Autogreen, la gara automobilistica promossa da ACI Treviso, volta a promuovere le energie alternative. Si corre tra le Prealpi e il mare Adriatico con una formula che comprende l'abilità di guida e il minor consumo, con auto elettriche, ibride o GPL, tra percorsi mozzafiato nelle colline del Prosecco e del Montello. È il Green Endurance ACI Treviso, il primo campionato di auto con energie alternative. Sì, è una bellissima iniziativa, la prima nel suo genere, sarà una gara di regolarità in cui vincerà chi consumerà meno energia. Ci sono 12 equipaggi partecipanti, c'è un percorso all'interno della marca trevigiana e vedremo quale sarà il miglior risultato. Per vincere questa competizione non c'è bisogno solo della velocità. No, assolutamente. Diciamo che la velocità in questo momento diventa un fattore non determinante, anzi potrebbe essere addirittura negativo. Però il combinare il corretto andamento di guida con il rispetto del territorio, delle velocità che sono prescritte dal codice della strada e tutto, fa un mix che poi determina il miglior concorrente. I piloti assettano tutti i dati di gara nelle auto e poi tutto è pronto per disputare la competizione. Azzeriamo tutti i consumi. Ok, pronti a partire. Perché partecipare a una competizione di questo tipo? Perché anche l'auto elettrica sa essere entusiasmante quanto, se non di più, rispetto a un'auto a combustibile tradizionale, e dimostrare che anche queste macchine qui possono emozionare tanto quanto le auto normali. Poi da là prendiamo la strada quella dell'auto, andiamo sempre su Segana. In cosa contate per vincere? Macchina leggera, velocità media, quindi non dovremo consumare molto, batteria piena, quindi siamo pronti. L'evento sportivo è composto da 3 gare che si svolgeranno in 2 giorni per le strade della provincia trevigiana, che da tempo si è distinta a livello europeo per la sua sensibilità al green e alla sostenibilità ambientale. Ed ora
andiamo nel bellunese appunto con le notizie dedicate a Belluno e provincia. Si è votato oggi per il rinnovo del Consiglio provinciale e l'elezione del nuovo presidente anche a Belluno, scontata la riconferma di Roberto Padrina, invece da vedere se come nella precedente tornata ci saranno ancora 6 consiglieri per il centro-sinistra e 4 per il centro-destra o se potrebbe cambiare qualcosa. Lo spoglio domani con la proclamazione. Elezioni di secondo livello, quelle che si sono svolte in provincia. È un po' difficile da capire. 728 i votanti in rappresentanza dei 61 comuni, ma come vuole la riforma del Rio, i voti pesano a seconda della dimensione del comune rappresentato. Un voto bellunese vale infatti 10 volte quello del consigliere di un piccolo comune. Candidato unico alla presidenza, il presidente uscente. Presidente e Consiglio sono a servizio dei sindaci e del territorio che loro guidano. Però appunto lei non avrà nessun contendente. Così è stato deciso e quindi mi farò sicuramente fino alla scadenza del mandato di sindaco che avverrà nel 2024 questo ruolo che sono contento di portare avanti, soprattutto per cercare di chiudere un cerchio sulle tantissime partite che sono ancora aperte. Come detto, si tratta di un meccanismo abbastanza machiavellico in cui a presidente si possono candidare solo i sindaci, ma quando termina il mandato comunale dell'eletto, come sarà nel caso di Padrin, lo stesso decade anche da quello provinciale. E questo è un po' un limite secondo me della legge del Rio. Io ho sempre auspicato, come tanti miei colleghi, un po' il ritorno alla provincia elettiva come una volta da tutti i cittadini, ma insomma c'è questa legge che è ancora in corso e penso che difficilmente verrà modificata in questa modalità. La durata della presidenza della provincia coincide con quella da sindaco e quindi automaticamente quando finirò il mio mandato lì decadrò anche da presidente della provincia. Buona l'affluenza degli aventi diritto al voto e tra loro anche 2 parlamentari, entrambi del centrodestra, che poi in Consiglio dovrebbe essere minoranza, entrambi sindaci nei propri comuni. Una cosa positiva è che si sia trovato un accordo sul candidato presidente, che le divisioni vanno sempre male. Dopo, per quanto riguarda le elezioni, sono elezioni che sono poco più di una farsa e il sistema elettorale così non può funzionare. Ed ora una notizia di cronaca, incendio questa mattina ad una vettura a Ponte nelle Alpi in Viale Dolomiti, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, il conducente stava parcheggiando quando ha notato del fumo uscire dalla vettura e quindi è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme divampassero. I pompieri arrivati da Belluno sono riusciti a spegnere l'incendio, molto probabilmente le cause sono di natura elettromeccanica. Primo giorno in zona gialla anche a Belluno naturalmente, con obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Vediamo com'è andata. L'ordinanza voluta dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha anticipato di 48 ore quello che sarebbe stato comunque lunedì. Che il Veneto sia in zona gialla campeggia su giornali e locandine, ma inevitabilmente non tutti lo sanno e qualcuno passeggia ancora senza mascherina. Cosa ne pensi di questo Veneto che torna in zona gialla? Ma io penso che se ci sono le condizioni tecniche che hanno rilevato, penso che sia una cosa giusta. È inevitabile? È grave? No, è doveroso. È doveroso per il futuro. È il momento giusto probabilmente, perché ora siamo troppo alti. Siamo in zona gialla, rispettiamo questa zona gialla, cerchiamo di rispettare i distanziamenti, adesso che andiamo incontro alle feste cerchiamo di comportarci il meglio che possiamo. Se Zaia ha pensato di anticiparla perché ce n'era bisogno, è meglio così. Lei? Sì, sono d'accordo, nel senso che effettivamente è meglio contenere piuttosto che dover poi tamponare più avanti. Purtroppo siamo in una situazione difficile, ho visto le terapie intensive hanno superato la soglia e quindi questo è. Il Veneto in zona gialla, cosa ne pensa? Io sono un po' contrario a questa cosa, a dire il vero.
perché hanno esagerato con queste notizie secondo me e quindi poi la Regione fa di tutto per fare queste restrizioni. Diciamo che se è solo che dobbiamo portare la mascherina all'esterno non è un grosso problema. Lei? La portavo già da prima, perciò non mi cambia niente, siccome ho paura. Il gatto selvatico torna a farsi vedere. La Polizia Provinciale di Belluno pochi giorni fa ha soccorso un esemplare di Felis silvestris nel Feltrino, come vi mostriamo negli scatti di Antonio Galletti. L'episodio è accaduto poco distante da Arsiè, nel cortile di un'abitazione dove una residente ha trovato a terra una faina morta ed un grosso gatto sofferente, probabilmente precipitati durante un combattimento. A prestare le prime cure all'animale sono stati volontari dell'Associazione San Francesco di Feltre. Viste le dimensioni è apparso subito evidente che non si trattava di un normale gatto. A quel punto è stato chiesto l'intervento della Polizia Provinciale, che ha verificato come si trattasse di un gatto selvatico e, una volta constatata la totale ripresa della vitalità del felino, ne ha disposto la liberazione nei dintorni di Feltre. E prima di chiudere vi ricordo la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Potete anche quest'anno raccontare con le immagini la vostra creazione della natività. Manderemo in onda i video che ci invierete via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome ed il comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Quindi per la rubrica dedicata ai vostri presepi vediamo le creazioni di Lino Marianna da Roncade, di Edoardo e Mattia da Spercenigo di San Biagio, di Roberto Venerandi da Monastier e Ryan Jeremy Jerusalem di Santa Lucia di Piave. Tanti auguri di buone feste da Ryan e Jeremy Jerusalem da Santa Lucia di Piave. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo. Beon Udito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it. Benvenuti al meteo.
L'anticiclone garantirà ancora condizioni meteo stabili in tutta Italia, con aria fredda dalla Russia che lambirà il nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 19 dicembre evidenzia una situazione che sarà decisamente buona. Cielo sereno in quota al mattino, localmente coperto in pianura con qualche nube bassa e nebbia. A seguire ampi spazi di sereno con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature in ulteriore calo, minime sotto lo zero ovunque, tranne che a Venezia, ma comunque non si discosteranno di molto. Massime invece sui 4-6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali addensamenti in mattinata, ma con il passare delle ore il cielo si farà via via più limpido. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 5-8 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione. Sarà un'altra splendida giornata all'insegna del sole, senza piogge e con cielo limpido. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Beo Nudito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it.